Bentrovati, come potete vedere dietro di me c'è un porto, non è sicuramente il porto di Porto Torres, bensì quello di Cagliari. Ci siamo trasferiti a Cagliari, abbiamo fatto un po' di chilometri per salire in Consiglio regionale e scoprire poi cosa succede dietro le quinte per l'appunto del Consiglio regionale. Ma io poc'anzi qui ho visto già una delle nostre onorevoli, che è l'onorevole Sanna, che è sparita. Buongiorno. Buongiorno. Che succede, onorevole? Buongiorno. Buongiorno, siamo qui perché abbiamo ancora una tranche di discussione sulla legge elettorale, sulla nuova legge elettorale che dovrà essere fatta per il prossimo Consiglio regionale. La legge elettorale che dovrà essere ovviamente una legge maggioritaria, presidenzialista, che però dovrà anche tenere conto di tutte le specialità che la Sardegna esprime. E una delle specialità che la Sardegna esprime in effetti è questo partito di indipendentisti sardi che oggi protestano sotto il Palazzo della Regione perché non vogliono sbarramenti. E credo che sarà una cosa di cui dovremo discutere. Andiamo intanto a beccare, come si suol dire, i protagonisti. Ecco, infatti, eccolo là. Buongiorno. Sta lui? Appunto, uno dei protagonisti. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Ha fatto un bel po' di chilometri per venire qua lei. Certo. Mi racconta che sta succedendo? Che sta succedendo? Stiamo facendo siamo venuti come indipendentisti per protestare contro la congiura di palazzo che si sta consumando nel Consiglio regionale della Sardegna perché si sta discutendo una legge con la quale si vuole erigere una sorta di muraglia cinese per impedire ai partiti indipendentisti, ai patrioti, di essere rappresentati nel Consiglio regionale. In nessuna parte del mondo esiste uno sbarramento al 10%. Nella Germania è al 5%, in nessuna parte del mondo. Io sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. E questo Consiglio regionale sta facendo una cosa che è veramente... Allora, intanto dobbiamo dire una cosa importante, noi siamo appena arrivati qui, già stiamo parlando con quelli del nord, perché c'è anche Tottuccio Granella, buongiorno. Lei che ne pensa di tutto questo che sta succedendo, Tottuccio? Tranquillizzare l'amico Zampa, perché non c'è uno sbarramento al 10% e non lo permetteremmo comunque. Potrebbe essere uno sbarramento, quello solito, quello delle leggi precedenti, che dovrebbe essere al 3%, ma noi cercheremo di abbassarlo ancora, perché è giusto che una rappresentanza sarda in Sardegna ci sia, a meno che non vogliano buttarci fuori. Espressione della sardità che si esprime non soltanto in maniera folcloristica, perché il nostro amico non è respingo nella maniera più assoluta. Folclorismo è vestire perché è uno dei tasselli, è il cuore della nostra cultura. Spiego un attimo, non è folcloristico perché è il recupero, il tentativo che noi facciamo di recuperare uno dei tasselli del mosaico che costituisce l'identità della Sardegna. Tra l'altro c'è una ragione, oltretutto noi abbiamo ripreso a indossare, a buttare la cravatta che è il simbolo della schiavitù. I romani attingevano... Scusi, Tottuccio, tiriamoci via le cravatte, ma no, tiriamo via, Tottuccio, tiriamo via le cravatte, abbiate pazienza. Schiavitù. Volevo completare il discorso. Questo significa che le donne non sono schiave perché non hanno cravatta. Abba brisca ancora baiano, abba brisca ancora baiano. Come promesso, noi siamo all'interno del Palazzo della Regione. Devo essere sincero, io mi sono perso.
siamo, Totuccio ed io, siamo sicuramente favorevoli alla valorizzazione della sardità, ma la sardità nel senso creativo, sardità nel senso di un'isola felice, di un'isola che è unica nel Mediterraneo, credo sia unica al mondo per i colori, i sapori, ma non dobbiamo avere paura di metterci insieme ad altre persone per vincere una battaglia. Non vogliamo l'isolazionismo, tutto questo. Ma noi non vogliamo essere ghettizzati, abbiamo sempre respinto tutte le forme di isolazionismo, eccetera, perché noi siamo un movimento universalista, noi siamo a fianco a tutti i popoli oppressi del mondo e a tutte le nazioni senza Stato. Io non mi sento oppressa, io mi sento protagonista della mia vita, della mia storia, non voglio che si parli di popolo oppresso, questo non ci troverà mai d'accordo. Siamo un popolo... Guardi, io per un attimo mi sono sentito schiavizzato, mi dovrò rimettere la cravatta, però Zampa, mi scusi, almeno adesso ho avuto, ecco guardi, ecco, mi scusi Zampa, ecco che c'è Totuccio, mi ha fatto un nodo bellissimo, ritorna a essere uno schiavo, ritorna a essere uno schiavo. Perché siamo qui, volete sapere? Siamo qui perché noi esistiamo, vogliamo far sapere a questi signori che questa non è una regione qualunque dell'Italia, ma è la Sardegna, dove esistono una lotta di liberazione nazionale di un popolo, che loro facciano finta o no, noi esistiamo. La ringraziamo, intanto noi ci trasferiamo su, ci rivediamo fra pochissimo, state con noi.